Entro lunedì verosimilmente i due candidati sindaco della città di Agrigento, che si dovranno scontrare al ballottaggio, Lillo Firetto e Franco Miccichè, dovranno scegliere definitivamente sul tema degli apparentamenti, presentando le eventuali nuove coalizioni e nuove giunte. A rendere il tutto più difficile di quanto già non lo sia per questioni di scelte politiche il fatto che mancano ancora i risultati di 3 seggi su 55, che saranno oggetto di controlli e verifiche da parte della Commissione elettorale. Senza questi dati non si può avere un quadro definitivo per quanto riguarda i consiglieri comunali e le liste e quindi i partiti che dovranno sostenere gli eventuali apparentamenti non possono sapere se ci sono o meno soggetti da salvare. Voci di corridoio sussurrano un apparentamento di Diventerà Bellissima, partito del governatore Musumeci, con il candidato Franco Miccichè, mentre nessun accordo sembra sia essere stato fatto con Forza Italia, anche se il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè ha dichiarato di aver stretto un accordo con l'onorevole Di Mauro, che ha fortemente creduto e sponsorizzato Franco Miccichè. Ci eravamo promessi, dice, che nel caso uno dei due fosse finito al ballottaggio, l'altro lo avrebbe sostenuto. Pertanto saremo al fianco di Miccichè. Ma alle parole non sono ancora seguiti i fatti, mentre l'uscente Lillo Firetto batte sul tema di un duello dialettico politico chiedendo un confronto con Franco Miccichè.